Sono Denis Masson, presidente dell'Associazione Senza Frontiere del Veneto Orientale, che raggruppa tutto il territorio della provincia di Venezia. La nostra associazione difende, combatte e cerca di difendere tutte le discriminazioni di odio nei confronti di sesso e razza. In questo caso particolare ci troviamo di fronte a una vera e propria discriminazione di razza, dove ci troviamo un ragazzo di soli 22 anni, vittima forse dell'ingiustizia italiana che sta percorrendo in questi momenti. Emra sicuramente ha commesso dei reati nel passato, dove ancora non è una persona condannata, perché siamo in appello, in attesa di giudizio con gli avvocati che stanno attendendo ancora la fissazione dell'appello, e pertanto è un ragazzo che comunque deve essere dichiarato incensurato. Emra comunque è un ragazzo che ha seri di problemi diagnosticati sia dal Servizio Nazionale, dall'ASL, da un CTP, un CTU, dove comunque c'è una diagnosi certa di un HCV e comunque c'è una diagnosi di un'infermità mentale di medio grado, dove necessita comunque di cure urgenti mediche e comunque necessita di tornarsene a casa sua. Noi lanciamo un appello affinché le istituzioni, la politica si mettano una mano sulla coscienza, perché qui si parla di una vita umana che da un momento all'altro potrebbe degenerare. Noi come associazione, mi assumo la responsabilità, se questo ragazzo non torna nella sua famiglia entro i brevi tempi, siamo pronti anche a scendere in piazza e dare proprio atto a un vero e proprio segno di protesta.